presto qui i primi alla caserma e quindi ho un'esperienza, voglio dire un'esperienza personale, che ho dei ricordi veramente eccezionali di Codognè. Io sono stato qui forse 3 o 4 anni, poi venni trasferito grazie, non so se dire grazie, al mio ex comandante che mi vuole portare a Portogruaro con lui, ma comunque Codognè è rimasto nel mio cuore, la città di Codognè è rimasta nel mio cuore. Io ricordo il sindaco di allora, le cerimonie che facevamo qui nel paese e tutto ciò che il sindaco, il comune, l'amministrazione comunale di Codognè ci dava, quindi ci aveva aperto veramente le porte. La mia storia, non voglio essere molto lungo, però voglio illustrarvi un attimino qual era stata la mia storia. Io arrivato a Codognè, da Vicenza arrivammo qui a Codognè per la costituzione degli Honesty John, dei missili, nel periodo che c'erano anche americani, e mi ricordo benissimo questa cosa che poi ovviamente dispiacque a tutti. L'anno che ammazzarono Kennedy, eravamo nella caserma degli americani a far festa, arrivò la notizia che ammazzarono Kennedy e finì tutto lì, ma questo adesso non c'entra. E devo dire che poi nel passare del tempo, appunto come dicevo, dopo 3 anni, 4, non ricordo il po' precisione, venni trasferito a Portogruaro, sempre nell'ambito dell'Orte Gio. Poi per motivi familiari io venni trasferito all'Aquila. Perché? Ecco, se state zitti mi fate un favore, perché sono abituato, quando parlano gli altri sto zitto e quando parlo io vorrei che mi ascoltassero, non perché dico cose serie, però vorrei. Allora, io venni trasferito all'Aquila e ritornai negli Alpini, perché io provenivo dalla scuola, con affinito qui presente Antonio, da una scuola sottufficiale di Spoleto. Eravamo artiglieri, io artiglieria da montagna, lui artigliere, non mi ricordo da Campagno o così, cosa era, e venimmo trasferiti tutti qui nel Veneto, a Vicenza esattamente, per la costituzione della terza brigata missili con gli americani. Dopo Portogruaro io ritornai nelle truppe alpine, quindi ritornai nel battaglione L'Aquila, che si trova attualmente all'Aquila, e ho militato ancora per oltre 23 anni negli Alpini. Durante la mia carriera negli Alpini, ho fatto il militare nell'ambito delle truppe alpine, congedato, andando in pensione, ho continuato negli Alpini, e qui è il punto. Continuando negli Alpini seguo molto bene, ho seguito bene, non lo so, ho seguito l'Associazione Nazionale Alpini, ho ricoperto la carica di vicepresidente nazionale, ho ricoperto la carica, ma non lo dico perché sono bravo, ho ricoperto la carica di ministro degli esteri, dove io sono andato a trovare, a cercare tutti gli alpini italiani che sono all'estero, in Australia 4 volte, in Sud America, sono andato in Argentina, Brasile, Uruguay, insomma ho girato tutto il mondo per andare a trovare alpini, oltre l'Europa, il Canada, gli Stati Uniti eccetera. Quindi ho avuto una grande soddisfazione. Attualmente mi interesso dei cori alpini di tutta Italia, quindi qui abbiamo il coro di Prevenzione, di Cittadini, di Oderzo, il coro di Oderzo, tutti i cori fanno, non dico che fanno capo a me, però ecco, organizziamo dei concerti in giro per l'Italia con i cori alpini. E vi voglio dire solo una cosa, vi voglio ricordare, che gli alpini, come tutti voi, tutti noi, sono sempre disponibili, li abbiamo visti operare durante i terremoti in Aquila. Quando è stato il terremoto all'Aquila io ero lì, all'epoca facevo parte del Consiglio nazionale e ho visto gli alpini primi arrivare, e quello che hanno fatto e continuano a fare gli alpini è una cosa eccezionale. Grazie anche a voi che collaborate in qualche modo, e devo ringraziare il capogruppo qui di Codognè, e devo dirlo perché sei eccezionale, devo dire che sei stato veramente eccezionale in questi cose. Caro Aldo, le cose, io sono venuto l'anno scorso qua, un'accoglienza incredibile,
e ho capito che voi vivete proprio la vita dell'alpino, la vivete con il cuore, quindi veramente devo ringraziare. Poi non posso non ringraziare il primo cittadino di Codogné. Io l'ho conosciuto 4-5 anni fa al Bosco delle Penne Mozze a Cisomo al Marino, in una manifestazione alpina. Allora mi trovo davanti questo signore, non mi ricordo chi, me lo presento qua, lui è il sindaco, Angelo, ecco Angelo, altro elemento buono, Angelo, altro elemento buono, tuo nonna, fatti vedere. E quindi abbiamo collegato questa cosa con gli alpini di Codogné. Quindi caro sindaco, devo veramente ringraziarti per quello che fai, perché ho notato che a tutti hanno una stima per te e credo mi fa molto piacere. Io ti ringrazio per l'ospitalità e per tutto. E a questo punto ti voglio non voglio, ecco, mi sfuggiva una cosa importante. Io ho conosciuto il suo papà quando ero qui a Codogné, ho conosciuto il suo papà, però poi l'ho saputo proprio ieri sera che era il suo papà, una persona incredibile, una persona eccellente, una persona che vedeva soltanto l'amicizia e l'amore. Il gelato, faceva dei gelati meravigliosi, andavamo noi a mangiare i gelati qui a Codogné, quindi veramente grazie. Voglio lasciarti un piccolo ricordo.